Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Obiettivo Sostenibilità. Oggi c'è un ospite particolare qui davanti a me, lo vedete, Nao, tra poco capirete chi è e soprattutto chi lo ha programmato per ottenere dei risultati importanti, ma soprattutto per parlare di sostenibilità. Ospite questa sera nei nostri studi la scuola Allestimate, quindi io presento subito il professor Giovanni Bellorio, professore che è leader anche del team Now Nexus, ovviamente il laboratorio di robotica della scuola Allestimate. Benvenuto professore. Buonasera. E poi abbiamo Alberto Rubini, sempre del team Now Nexus, benvenuto. Buonasera. E collegato da Amsterdam abbiamo anche Riccardo Antonelli. Benvenuto anche a te Riccardo. Buonasera. Allora, iniziamo un po' con ordine e a fare chiarezza. Allora, stiamo parlando della scuola Allestimate. La scuola Allestimate ha un laboratorio di robotica, di sviluppo digitale già da tempo e quindi chiediamo al professor Bellorio un po' come nasce questa idea di avere questo spazio dove le idee non mancano, ma anche l'operatività, insomma, si concretizza sul serio. Assolutamente sì, è un progetto che è partito 3 anni fa con un corso di intelligenza artificiale, un corso interdisciplinare che riguarda tuttora 3 materie, filosofia, scienze e informatica, appunto, dove i ragazzi possono prendere queste conoscenze del tutto nuove, digitali, che appunto riguardano l'intelligenza artificiale, e poi le possono mettere in pratica su un robot umanoide che appunto qui potete vedere. 3 anni, 3 progetti che abbiamo presentato alla Now Challenge. Che cos'è la Now Challenge? La Now Challenge è una sfida nazionale, la quale appunto è stata vinta dal team Now Nexus lo scorso anno, la Now Challenge 2022. E poi vedremo qualche immagine anche. Assolutamente sì, e che appunto riguardava un progetto che legava l'informatica, la robotica e l'arte. Qui vediamo dal sito internet, ecco, la Now Challenge 2023 è già partita, voi avete già presentato anche il vostro progetto lo scorso 12 aprile e qui potete trovare tutte le informazioni su questo contest didattico importante che l'anno scorso appunto ha visto le scuole Allestimate trionfare, perché sul nostro sito appunto veronadelli.it avevamo riportato a giugno la notizia. La Now Challenge 2022 è andata al team Now Nexus e qui li vediamo festeggiare con un Nao, questo Nao che è stato vinto proprio in occasione di questo contest. Alberto, che emozione è stata nel giugno scorso alzare questo trofeo? Allora, diciamo che comunque è stato qualcosa che anche Riccardo sarà d'accordo, è stato un po' sofferto, nel senso che la gara è stata molto pesante perché abbiamo lavorato tanto e non abbiamo fatto nessun tipo di pausa, però diciamo alla fine avere come premio per essere stati quelli che hanno lavorato di più e quelli che non hanno mai mollato, non sono mai andati in pausa pranzo, neanche preso un caffè, insomma, ecco, vincere ed essere sul podio è stato sicuramente qualcosa di bellissimo, cioè indescrivibile. Si lavora bene in team, Riccardo, tu in particolare sei responsabile coding, Alberto invece sei responsabile della parte che riguarda i social, quindi tutta la parte. Tu come responsabile coding invece ti sei impegnato assieme ai tuoi colleghi a programmare Nao, perché ricordiamo che Nao è un umanoide che viene fornito diciamo al pubblico in una sua versione standard, però quello che fa la differenza è proprio la personalizzazione che ci sta dietro, è corretto? Certo, è corretto, infatti l'azienda che gestisce e dà questo robot Nao insieme al robot dà anche un linguaggio di programmazione, Choreograph, e attraverso questo siamo riusciti anche a far ballare i Nao in occasione della finale e a vincere. Quindi è un lavoro soprattutto di programmazione, perché il robot viene fornito con poche funzionalità già programmate essenziali. In particolare siete stati premiati, professor Bellorio, per un'iniziativa che ha riguardato la mostra dell'associazione Rivela l'anno scorso. Nao accompagnava i visitatori dell'inferno dantesco al Bastione delle Maddalene
spiegando loro il luogo in cui si trovavano e altre informazioni legate alla Divina Commedia. Nao era la 101esima guida della mostra, 100 guide che erano tutti studenti e lui era appunto la 101esima guida. Cosa faceva? Da un'applicazione programmata dal team Now Nexus, riconosciuta e inquadrata l'opera tramite la realtà aumentata, Nao partiva e iniziava la descrizione di quell'opera, la riconosceva e la descriveva. Assolutamente un progetto appunto che ci ha portato numerosi premi ed è stato apprezzato da molte persone, ecco. Qui vediamo, mentre sta parlando, alcune immagini relative a questa mostra che è piaciuta anche per il contesto all'interno del quale si è realizzata. Siamo sul canale Instagram, appunto, eccolo qui, di Neonaxus. Questo era appunto la locandina, il programma che presentava l'iniziativa, e appunto grazie a questa iniziativa il team si è aggiudicato la Now Challenge. E tra l'altro adesso siete già in corsa per l'edizione 2023, siamo all'interno del format Obiettivo Sostenibilità e non siete qui a caso, perché la nuova programmazione che Now avrà è relativa proprio alle tematiche legate alla sostenibilità, in particolare quella ambientale. Assolutamente sì, il tema della Now Challenge 2023 è l'ecosostenibilità, uno dei temi. Noi abbiamo scelto appunto l'argomento green, infatti anche su Instagram potete trovare alcune rubriche che trattano, noi l'abbiamo chiamata Green Now, trattano appunto le varie fonti rinnovabili, i vari centri energetici della provincia di Verona. Il progetto è molto ricco, è molto denso di programmazione, di comunicazione, informazione social e quant'altro, e niente, io lo lascerei descrivere ai miei due team leader. Io farei vedere un attimo una rubrica legata, sì, una delle tre insomma che potete trovare nei reel della pagina Instagram, e gustiamoci questo filmato. Sostenibilità territoriale sui colli della Valpantena e della Lessigna. La società si impegna a collaborare con le famiglie veronesi associate, le quali autoproducono la loro energia a casa grazie all'impianto fotovoltaico fornito dalla cooperativa. Le 90 famiglie della zona, un gran numero se ci pensi, sono sia produttori che consumatori della propria energia, abbassando esponenzialmente i costi delle bollette. Occupa una superficie di 3 ettari e 4.246 pannelli fotovoltaici capaci di produrre una potenza totale di 997,81 kW, molto di più di quello che le famiglie consumano. Brava Energyland! Il parco fotovoltaico è stato costruito su un pascolo, ma i pannelli sono sopraelevati, permettendo E va avanti ancora un po', Nao, rispetto a diciamo il video, al reel che dura ancora per un po', però avete capito come questa sia una delle possibili soluzioni che Nao può in qualche modo offrire a un pubblico per spiegare, per presentare un progetto, un'iniziativa. Ma lascerei proprio, tornerei da Alberto. Innanzitutto ha delle potenzialità infinite questo robot, no? Questo umanoide. Assolutamente, insomma, abbiamo deciso come team social quest'anno di non solo fare un lavoro di qualità come quello dell'anno scorso, ma abbiamo deciso comunque di diversificare quelli che erano i nostri flussi. Alla fine ci serviva audience e gran parte l'abbiamo guadagnata, insomma, facendo dei reel divertenti, dei balletti del Now, insomma, che magari faceva delle battute, ci prendeva in giro, ma poi abbiamo deciso anche di creare qualcosa di un progetto un po' più a lungo termine, e quindi Green Now, questa rubrica che va a spiegare appunto gli impianti green di Verona e insomma chi effettivamente sta già andando in questo percorso del consumo sostenibile, dell'energia verde e della transizione ecologica. Come si lavora in team, nel team di Now Nexus, Alberto? Allora, abbiamo iniziato insomma nel 2021 con un lavoro che era acerbo, sicuramente eravamo all'inizio, magari le relazioni non erano ancora molto forti,
però col tempo insomma abbiamo coltivato quello che è la parte del team e quindi il progetto in sé, ma anche delle amicizie che si sono veramente rafforzate molto, e quindi diciamo che adesso, se prima eravamo molto seri, adesso dobbiamo ricordarci: ragazzi, non siamo tra amici, adesso comportiamoci come professionisti, finiamo il progetto, poi andiamo tutti a farci un aperitivo, esatto, a festeggiare. Se si ottengono risultati come quelli che avete ottenuto. Riccardo, dal punto di vista diciamo un po' più tecnico appunto della programmazione, è semplice, difficile? Cosa serve? Che qualità servono per far sì che questo umanoide stupisca poi il pubblico? So che l'anno scorso lo avete fatto ballare in sincro anche con altri Nao, e questo ha colpito veramente anche chi era presente, chi ha potuto vedere questo spettacolo. Quanto lavoro, quanto studio c'è dietro a una programmazione di questo tipo? Allora, sicuramente prima di tutto serve l'idea, senza l'idea non si fa niente. Quindi, oltre a questo, serve anche un grande lavoro di squadra. Ci sono molte cose da fare, molti ambiti diversi anche all'interno del team programmazione, e quindi riuscire a gestirli tutti è molto importante. Tecnicamente l'anno scorso, per vincere, abbiamo fatto questo balletto che involveva varie parti. C'era infatti una connessione tramite internet socket con un'applicazione che quindi riusciva a far partire i 4 Nao nello stesso momento premendo un pulsante. Quindi c'era una parte di persone che si occupava dell'applicazione e della connessione, mentre l'altra parte del gruppo coding si occupava del balletto vero e proprio. Insomma, davvero interessante. Professore, torno un attimo da lei. Ce l'abbiamo qui, magari gli facciamo fare qualcosina per... insomma, si sta un po' annoiando, è lì che si guarda attorno. Lavoro in modo diverso da te. Ricordare rispetta al tessuto cerebrale. Ma posso raccogliere dati e associarli a te. Si fa capire, anche si fa sentire quando vuole. ha già intuito. Ha già intuito che lo stiamo prendendo un po' in giro. Gli facciamo fare magari un'operazione. Assolutamente sì. Ciao Nao, Ciao, come stai? io sto sempre bene, grazie. Alza le braccia. Alza le braccia. Nao, Sì, alza le braccia. ed ecco qua. Wow! Adesso, siccome è troppo stanco, lo facciamo sdraiare. Ci proviamo almeno. Nao, Sono io, sdraiati. sulla mia pancia o sulla mia schiena? Sulla pancia. Va bene. Ed ecco che... Ovviamente si sta... dovrebbe farcela, ecco. lasciamo lo spazio insomma per gestire le operazioni, e vedete insomma, oh là, adesso può riposare e dormire tranquillamente. Assolutamente sì. Ovviamente gli si può dire anche sta proprio dormendo. Nao, alzati, Sì, alzati, Eh. è troppo stanco. Alzati. vuoi che mi alzi? Sì. Va bene, arrivo. Seguiamo anche le operazioni. Grazie alla sua memoria riesce a ricondursi nello stato in cui si trova e si posiziona appunto. Ecco, guardando un po', chiaramente voi state sperimentando con il vostro laboratorio, state facendo delle programmazioni chiaramente che potrebbero avere in futuro delle applicazioni molto interessanti. Avete già diciamo immaginato o avete già avuto modo di vedere quali potrebbero essere futuri scenari di applicazione di questo umanoide anche per le imprese, o per le associazioni, come avete fatto per esempio con Rivela? Assolutamente sì. Già appunto il progetto di quest'anno legato
la sostenibilità parla da solo. Aggiungo l'accessibilità. Un robot umanoide di questo tipo è sicuramente utilizzabile per l'accessibilità, per gente non vedente, per gente sorda e così via. Infatti abbiamo già qualcosa nel cassetto per questa tipologia appunto di persone meno fortunate di noi. Ecco, le imprese sì, il progetto di quest'anno appunto. Potrebbe essere anche avere un ruolo di accoglienza all'ingresso di un'azienda, no? Per esempio, potrebbe essere posizionato per dare le prime informazioni una volta che una persona entra in un reparto piuttosto che in un'area di una... Sì, anche per esempio per il conteggio di quante visite ci sono state in quella giornata in quell'azienda, oppure appunto per fornire indicazioni su dove si trova un ufficio rispetto a dove si trova anche una semplice persona. Ecco. Riesce a fare anche dei calcoli, no? Perché dicevate che in particolare anche pensando alle future installazioni di impianti fotovoltaici e quant'altro, riesce comunque a fare dei calcoli o delle simulazioni in tal senso, o sbaglio? Assolutamente sì, lui è collegabile a qualsiasi piattaforma che si trova sul web o a qualsiasi piattaforma che noi andiamo a costruire. Quest'anno per esempio lo riusciamo a connettere alla piattaforma SolarEdge, che ci permette di condurre un cliente che ha e vuole rivoluzionare la propria casa in senso ecosostenibile per l'installazione di pannelli fotovoltaici sopra un proprio spazio, sopra il tetto della casa, ecco, o dell'edificio, dell'azienda. Ci permette di calcolare quanta CO2 in meno si risparmia ovviamente nell'emissione, ci permette di calcolare quanta energia in meno dalla rete dobbiamo comprare, acquisire, e ci permette anche di effettuare un calcolo di quanti alberi si dovrebbero piantare per mantenere l'equilibrio ecologico. Vediamo qui in questo, sempre dalla vostra pagina Instagram, fare dei movimenti, insomma, ballare un po' e gesticolare. Torniamo da Alberto. Siete giovani, insomma, state investendo del tempo per il vostro futuro, potreste andare fuori con gli amici, divertirvi, invece passate parecchie ore in laboratorio, il che significa insomma che state già pensando un po' al futuro, siete anticipatori un po' del futuro, no? Perché la robotica in generale, la programmazione farà parte del nostro futuro inevitabilmente. È vero, sono d'accordo, e devo dire che comunque anche la parte comunque di comunicazione video, social e quant'altro è qualcosa che si evolverà sempre di più nel futuro. Avremo sempre più bisogno di documenti, video, immagini. Almeno io mi trovo bene ad imparare anche così con i tutorial su YouTube a scuola, a malgrado di quello che pensano i professori. Però ecco, sì, è vero, forse è anche vero che comunque stiamo in laboratorio perché ci divertiamo molto. Cioè è qualcosa che indubbiamente viene dalla nostra motivazione, ma è proprio divertente. Cioè non neghiamo che comunque sia divertente uscire con gli amici c'è una passione condivisa, insomma. Esatto. E trovate soddisfazione soprattutto anche quando ottenete risultati, dicevamo, come quello che avete ottenuto. Esatto. Una gratificazione esatto. non secondaria. Riccardo, torniamo da te per l'ultimo saluto da Amsterdam. Ti chiedo la stessa cosa, insomma, investite tempo, energie, risorse in questo progetto, togliendolo magari ad altro, ma con soddisfazione. Sempre soddisfazione, sempre, anche perché questa per me è una passione, quindi ci metto tutto il cuore e mi piace proprio anche passare quello che so, quello che ho saputo, ho conosciuto in questi anni ai prossimi studenti, che quindi l'anno prossimo, quando non ci sarò, riusciranno comunque a programmare il robot e a vincere, si spera, nella prossima No Challenge. Vabbè, insomma, ce la mettiamo tutta per portare a casa anche la manifestazione 2023. E chiudiamo con il professor Bellorio. Dicevamo, insomma, belle anche le parole sia di Alberto ma anche di Riccardo, questo concetto di lasciare anche in eredità agli studenti che verranno dopo
un impianto, no, di studio, un impianto già di esperienze che possono essere fatte proprie e quindi magari anche migliorate, perché poi la tecnologia È sempre in evolve aggiornamento. in tempi molto molto rapidi. Sì, appunto il team è formato da studenti di terza, quarta e quinta liceo scientifico scienze applicate. Il compito, appunto, Riccardo ci lascia perché è in quinta, il compito dei ragazzi così più esperti, più saggi, appunto Riccardo è stato nominato da me team leader per la parte del coding, deve essere anche quello di insegnare, di lasciare le sue conoscenze in mano ai nuovi del team e ai nuovi che ci saranno il prossimo anno. Quindi io mi sento veramente molto, molto soddisfatto E orgoglioso anche delle parole che hanno lasciato i miei 2 team leader. Vediamo questa foto e chiudiamo su questa. È il team di quest'anno, giusto? È il team di quest'anno, sì. Quindi ricordiamo anche i nomi, che così li salutiamo. Allora, oltre ad Alberto e Riccardo, Abbiamo Edoardo Polfranceschi, Francesco Bernardi, Filippo Buso, Antonio Galati, Anna Veronesi, Elisa Diseppi, Arianna Antonelli e Davide Masini. insomma, complimenti ragazzi, avete lavorato in questo caso per la sostenibilità, in bocca al lupo per Now Challenge 2023 e speriamo che il risultato sia simile, dai, a quello dell'anno scorso. Diciamo speriamo. così, auspichiamo insomma un altro bel titolo, ma sappiamo che la competizione è Nazionale. veramente nazionale, a livello nazionale ci sono tante idee in gioco, insomma. Ce l'avete fatta una volta, speriamo che possiate ripetervi. Grazie allora per essere stati con noi, un saluto al professor Giovanni Bellorio e ai 2 componenti del team Now Nexus, Alberto Rubini e appunto Riccardo Antonelli. Grazie per essere stati con noi. Grazie mille. Arrivederci. E noi salutiamo anche Nao e poi insomma, ci diamo appuntamento a una nuova puntata di Obiettivo Sostenibilità. Arrivederci.